Media, Valle del Tevere e CNR insieme per la riqualificazione degli ambienti fluviali troppo spesso lasciati all'abbandono, come ci racconta Francesco Trapanotto. Acque inquinate, sponde piene di sporcizia, decine di relitti che ostacolano il corso delle acque e accampamenti abusivi lungo le banchine. E anche questo lo stato di salute del Tevere, situazioni di degrado che non permettono di vivere il fiume come una risorsa, a differenza di quanto avviene in altre grandi città internazionali. Eppure la rinascita del Tevere è da sempre stato un pallino delle amministrazioni e non solo. In questi giorni, ad esempio, il 27enne Roberto Pontecorvo è stato selezionato da Obama per partecipare al summit americano dei giovani innovatori. Il suo progetto salvare il Tevere, appunto, ma della riqualificazione degli ambienti fluviali si sono occupati anche i sindaci di 12 comuni della media valle del Tevere in occasione di Climaton 2017. Siamo impegnati verso questa direzione, cioè la tutela del fiume Tevere e del ciclo integrato dell'acqua in generale. E ci è sembrato che questa iniziativa internazionale, che vede coinvolte oltre 120 città nel mondo, poteva essere da un lato una vetrina importante, ma dall'altro, come dire, di stimolo a ricercare nuove azioni. Migliorare la qualità delle acque, ridurre i danni delle inondazioni, aumentare la fruibilità e sviluppare attività economiche nel rispetto del bacino, la ricetta per rilanciare il Tevere, un aiuto i sindaci l'hanno trovato nella scienza. L'obiettivo del contratto e del CNR è quello di consentire alla comunità di conoscere per poi riappropriarsi del fiume nella vita di tutti i giorni e viverlo in modo corretto e sano.